Mettere in rete tutte le informazioni affinché tutte le persone che entrano in Veneto siano persone schedate, e cioè di cui si sa esattamente la provenienza e che cosa vengono a fare. Sulla vicenda profughi anche la candidata del centro-sinistra alla presidenza del Veneto prende una posizione netta, mentre si annuncia l'arrivo di altri 150 richiedenti asilo in Veneto, nonostante i prefetti abbiano lamentato l'impossibilità di trovare spazi per l'ospitalità. Alessandra Moretti chiede al governo di identificare con certezza quelli destinati al Veneto e di rispedire indietro chi non ha intenzione di rispettare le regole. Io sono sempre per accogliere chi scappa da luoghi di guerra e i veneti sono sempre stati un popolo estremamente accogliente. Metto però prima la sicurezza dei cittadini veneti e soprattutto il rispetto delle nostre consuetudini, abitudini e leggi. E dalla Lega, o meglio dal governatore Luca Zaia, arriva un intervento sulla questione profughi. Zaia chiede una cortina di ferro per evitare infiltrazioni terroriste tra i profughi e su Matteo Renzi aggiunge che avrà il suo sostegno all'intervento in Libia solo se bloccherà immediatamente le partenze dei barconi. Intanto, mentre prosegue il tour della Moretti tra i comuni veneti, oggi era la volta di alcune località della provincia di Padova come Casalserugo, teatro della tragica alluvione del 2010, l'eco del dibattito acceso all'interno del centrodestra arriva fino a lei. Se dovesse parlare con la Lega adesso, chi è secondo lei il riferimento? Ma io credo che dovrà essere questo un problema della Lega e non certo della candidata del centro-sinistra. Che mentre gli altri litigano, io intanto ho già superato quota 152 comuni in 27 giorni, la più grande campagna di ascolto che nessun candidato a nessuna regione ha mai avuto la determinazione di fare, e quindi il resto francamente non mi appassiona.